La posizione del Comune è chiara, è una soluzione assolutamente inaccettabile, non ci va bene. Profughi in arrivo in stazione, ancora una volta la rabbia del vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto è l'emblema della situazione sempre più caotica. Una nota della prefettura arriva in tarda mattinata a tutti i sindaci della Marca. 130 arrivi di profughi in queste ore. 50 troveranno una sistemazione distribuita ancora una volta fra Caritas, ormai al collasso, e associazioni. Ma per 80 non c'è posto, sono quelli che giungeranno a Treviso e per i quali è stata trovata una soluzione emergenziale nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria, la stessa che viene utilizzata d'inverno per i senza tetto al freddo. Non è purtroppo questo il modo di affrontare un'emergenza, siamo in una situazione difficile e ancora si ricorre a situazioni così emergenziali. A lanciare l'appello nella nota diramata oggi è lo stesso prefetto Maria Augusta Marrosu che solo qualche giorno fa aveva avvertito già i primi cittadini con un perentorio: non ostacolate le operazioni, e che oggi ribadisce è necessario ogni possibile sforzo già da molto tempo richiesto per assicurare una sistemazione dignitosa a queste persone. Abbiamo chiesto al prefetto di assicurarci che si tratti di una soluzione assolutamente transitoria, assolutamente temporanea, e cioè che duri qualche ora o al massimo qualche giorno. Insomma, un altro caso Treviso dopo i migranti rimasti nel pullman sempre davanti alla stazione soltanto qualche mese fa. Il flusso resta costante, non c'è tregua e i posti già scarsi stanno per finire senza una collaborazione effettiva di tutti i sindaci. In tutto sono 250 i profughi in arrivo in queste ore in Veneto, la prima tranche dei 500 migranti annunciati ieri dalla prefettura di Venezia in una nota. Uomini e donne sbarcati dai porti siciliani e calabresi, assegnati per quota dal Ministero dell'Interno alla nostra regione, e la ripartizione è sempre più difficile. In attesa di una maggiore apertura degli amministratori locali, da sempre auspicata in prefettura ma mai attuata, il nodo dell'hub regionale, il primo vero centro di accoglienza in Veneto, potrebbe diventare realtà a breve. Lo aveva annunciato il capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno Mario Morcone il 15 giugno, proprio a Venezia, in un incontro a Ca' Corner. Entro la fine della settimana il Viminale dovrebbe indicare qual è il sito adatto. La scelta cadrà su una caserma tra le province di Venezia, Vicenza e Padova, una caserma non dismessa ma sottoutilizzata. La cernita è dello stesso Viminale, visto che dal Veneto non è arrivata nessuna segnalazione di siti adatti. Hub regionale contestato fin da subito dal governatore Luca Zaia, ma che rappresenta ad ora l'ultima soluzione per gli sbarchi continui.